po' per caso, un po' per scelta opportuna d'orario, entriamo al Pala Biennale, incuriositi lasciandoci trasportare dal desiderio tipicamente cinematografico di storia e racconto. Le prime immagini rappresentano l'incipit di un rodeo brasiliano, le vaquejadas, con i loro tori liberati dal recinto, in corsa fra due cavalli, per rimanere in piedi il più a lungo possibile. Iremar e la sua strampalata famiglia viaggiano attraverso il nord-est del paese, con questo lavoro duro e massacrante. La sua casa è il camion, che usa per trasportare gli animali, e lo condivide con i suoi colleghi. La danzatrice Gaglieca, madre della giovane sfacciata Cacà, e Zé, il suo paffuto aiutante. Nuove ambizioni in un mondo che cambia anche per i protagonisti. Immagini insolite, fra cui la tentata inseminazione di un cavallo, la depilazione della ballerina e una scena d'amore fra il mandriano Iremar e una sensuale venditrice di profumi incinta al 9° mese. Riflettiamo sulle mutate condizioni del Brasile in questi ultimi anni. È rimasta la natura selvaggia del popolo, che si nutre ancora di tradizioni rurali ed esperienze naturali sane e contadine, mentre l'industria richiama modernizzazione e desideri tessili e digitali con brame di potere e di conquista.